Quanti bambini e bambine avete? Allora, in totale sono 29 bambini delle terza, quarta e quinta elementare. Questo campo ha un tema, un trade union? Sì, allora il titolo è Felici insieme, vogliamo parlare dell'amicizia, in modo particolare l'amicizia con Gesù, e abbiamo trattato ieri che abbiamo scoperto che noi siamo un dono di Dio, e questo dono è prezioso. Noi siamo preziosi agli occhi di Dio, ma anche agli occhi delle persone che ci stanno accanto, e ogni persona è preziosa indipendentemente da quello che è e da quello che fa. E abbiamo anche scoperto oggi che proprio perché si è preziosi si è capaci anche di poter servire gli altri, no? Quindi aiutarli e vivere con loro in una maniera diversa, mettendo a disposizione i nostri doni alle persone che più ne hanno bisogno. Come stanno vivendo il campo i ragazzi? Immagino che per molti di loro sia una prima esperienza. Sì, ma abbastanza bene. C'è stato prima sera qualcheduno che ha tentennato un po' di nostalgia di casa, ma nessuno è sceso per fortuna, quindi sono ancora qua tutti e sta andando bene il campo, mi pare di sì, c'è un bel clima e stanno anche collaborando bene i ragazzi tra di loro. Siamo partiti molto bene, anche se il tempo è stato un po' inclemente nei primi 2 giorni, abbiamo avuto parecchia acqua, ma comunque i bambini e i ragazzi sono stati contenti, hanno giocato, siamo riusciti comunque a farli giocare, hanno partecipato ai momenti di proposta e quindi siamo molto contenti. Mi pare che è una proposta alla quale partecipano bene e che ci fa piacere portare avanti. Si stanno trovando nel tema del campo? Sì, mi pare che, ecco, anche se sono piccoli, ecco, è il gruppo delle elementari, ma stupiscono sempre perché riescono a seguire molto bene, a capire, a dare degli spunti nei momenti in cui abbiamo fatto ragionare su dei testi, delle parole, danno soddisfazione, ecco, penso che sia un momento prezioso per loro. Comunque quasi una trentina di bambini e bambine, non pochi per Moneglia, giusto? Sì, un bel gruppo, qualcosa in più, diciamo, degli anni scorsi, quindi siamo contenti, ecco, perché nel gruppo un po' più grande si riesce le squadre sono un po' più numerose per i giochi e quindi siamo contenti, ecco. Ci raccontate come si svolge il campo? Quali sono i momenti? Ci alziamo ovviamente presto, alle 8 più o meno, e poi abbiamo ovviamente i pasti. E abbiamo dei vari momenti durante la giornata di preghiera, ovviamente perché è un campo parrocchiale. E poi qua abbiamo a disposizione un campo, quindi possiamo fare delle partite, giocare. E come sono i ragazzi? Comunque sono ancora, diciamo, piccoli, elementari, magari hanno bisogno anche un po' di un sostegno, un po' quasi, diciamo, da sorella maggiore, come va? Ma sì, ma loro sono carinissimi perché si affezionano ovviamente, però sono autonomi, ormai sono dalla terza, quarta, quinta elementare, quindi sì, si possono autogestire, però noi siamo sempre presenti. Tu avevi fatto dei campi in passato? Sì, ho fatto in quinta elementare e sì, è un'esperienza bella, unica e da fare, consiglio. Ti ci rivedi un pochino in loro? O... Sì, decisamente, sì, non cambiamo tanto. È una cosa gratificante fare l'animatrice? Sì, perché mi sento utile e mi sento che posso essere d'aiuto ai bambini che sono disponibile e si affidano a me. Ci racconti com'è organizzato, diciamo, per quanto riguarda le giornate il campo? Beh, il campo è diviso in 4 giornate che hanno praticamente tutte la stessa scaletta, quindi tutti i giorni ovviamente facciamo 3 pasti. La mattina si fanno dei giochi molto più semplici, anche proprio per svegliare i ragazzi, quindi magari facciamo un risveglio muscolare, li facciamo giocare a baseball, giochi un pochino più facili. Il pomeriggio facciamo dei giochi anche un po' più movimentati, all'interno magari anche del bosco, e questo appunto li aiuta a divertirsi di più e aiuta anche noi ragazzi a farli stancare in modo che poi la notte dormano. E per le 11 solitamente abbiamo finito i giochi serali, ci mettiamo nei saloni, facciamo fare quiz, balli, canti e poi verso mezzanotte in teoria devono essere tutti addormentati. E hai giocato l'animatore in passato e come mai hai deciso di farlo o continui a farlo? Io ho deciso di farlo perché mi hanno chiesto di aiutare, ero sempre stato uno dei ragazzi delle elementari che veniva animato e ho deciso, diciamo, di passare sull'altro lato, di fare l'animatore. Ormai sono quasi 6 anni che lo faccio e mi sono sempre trovato molto bene.
È la prima volta che fai un campo? No, la seconda. Ok. E come sta andando? Sei tornato perché sei trovato bene? Come... Mi sto trovando bene. Hai fatto nuove amicizie? No, conoscevo già tutti dallo scorso campo. Ah, immagino, magari frequentandovi anche a Moneglia, con la parrocchia, siete... Sì, però c'è anche qualcuno di Sesteri, quindi non lo conoscevo. Ci racconti cosa si fa al campo brevemente? Giochi e momenti in cui si prega. E ci racconti alcuni dei giochi che si fanno, che diciamo non sono i giochi che si fanno normalmente, sono... Scalpo, lancia rossa, roverino, lancia nera di notte. E com'è il fatto comunque di giocare con così tanti altri bambini insieme? Cioè, immagino che non sia una cosa che succede normalmente, diciamo. Sì, però è bello giocare insieme, sì. Cosa ti piace del campo? A me del campo mi piace che posso stare con i miei amici e poi posso divertirmi liberamente senza che i miei mi dicano qualcosa. Immagino comunque ci siano delle regole anche al campo, immagino. Sì, ci sono delle regole, però bisogna molto rispettarle, perché poi bisogna bisogna prendersi le colpe. Ecco, immagino che comunque il campo per voi, che non siete diciamo con i genitori, sia anche una prova di responsabilità, nonostante siate comunque giovani. Sì, perché noi quando arriviamo ci facciamo i letti, ci mettiamo tutto, ci vestiamo, poi andiamo giù di sotto e quando sentiamo il fischio, tutti presenti lì e non si entra più nelle camere. Ci racconti come funzionano i momenti di riflessione al campo, se hai voglia? Di riflessione dobbiamo un attimo pensarci perché magari a volte fanno gli stupidi gli altri. Come ti trovi con i tuoi amici e le tue amiche qui al campo? Mi trovo abbastanza bene perché alla fine siamo nei momenti in cui stiamo insieme e magari non ci dicono gli altri dovete andare e possiamo restare insieme tutto il tempo. Allora, è la prima volta che sei un campo? Sì. Come mai hai deciso di fare un campo? Così posso stare insieme ai miei cugini. Allora, al campo ci fanno dei servizi, giusto? Cosa vi fanno fare? Ci fanno pulire, poi ci sono quelli che poi devono andare a aiutare a preparare i giochi, poi quelli per preparare i canti, poi ci sono quelli che apparecchiano e quelli che sistemano le stanze, sì, che spazzano. Come ti trovi con gli animatori? Bene, ci sono alcuni più simpatici, altri che sono più severi. Come ti trovi con i tuoi coetanei qui al campo? Bene, a parte a volte che litighiamo e... Vabbè, mi sembra nell'ordine delle cose, anche che non al campo succede, presumo. Sì. Ok, siete divisi in squadre? Sì. E come funziona la divisione in squadre? Cioè, a cosa serve che siete divisi in squadre? Sì, ci sono delle gare in cui a punti, in cui tipo si uniscono tipo rossi e blu o verdi e bianchi. Ti piacerebbe magari in futuro continuare a fare i campi, magari farli da animatore in un ruolo diverso? Sì, molto mi piacerebbe, perché quando sarò grande stare in comunità, stare con gli altri è una cosa bella. Ecco, com'è il fatto di stare quasi una settimana lontano da casa, lontano dai genitori, i fratelli, le sorelle? Divertente, però a volte ti mancano i genitori. Ah, vabbè, ci sta, magari li sentite al telefono. Sì. Qual è il gioco che ti piace di più? Lancia rossa e scalpo. Ok, quindi diciamo giochi in cui si gioca tutti insieme, si va molto diciamo in giro. Sì, si va in giro per il campo, si può arrivare fino a qui, a lancia rossa, è bellissimo, poi a scalpo, cadi per terra ti fai malissimo, quindi è molto più bello. Ecco, al di là del campo a Moneglia frequenti la parrocchia, il catechismo, sei all'interno di un gruppo? Sì, frequento molto il catechismo, solo che alcune volte non ci vado. E vado sempre a messa, a volte sempre non ci vado, però sì, mi piace andare al catechismo. Ecco, pensi che un'esperienza come il campo ti possa aiutare poi all'interno del tuo percorso, all'interno del catechismo, comunque nei prossimi anni, comunque ti possa
diciamo, rafforzare anche la coesione con i tuoi compagni magari? Sì, mi piacerebbe molto. E da grande fare l'animatore e andrei nei campeggi. C'è qualcosa in particolare che ti è piaciuta di questo campo, che ti ha stupita, qualcosa che ti è rimasta? Giocare a tutti i giochi che a volte a Moneglia non si possono fare, invece qui si possono fare più volte. Ci fai un esempio? Scalpo, Lanciarossa e altri giochi. Allora, il fatto di fare i servizi, di apparecchiare, sistemare il letto, hai imparato a fare cose che magari non sapevi fare a casa, erano cose che facevi già, com'è? Pulire. Hai imparato a pulire? Sì, perché a casa non pulisco mai. Quindi adesso sei ferratissimo, tutti i prodotti, pavimento, cose. Ni. E adesso pulirai a casa, quindi adesso? Non lo so. Allora, sentite la mancanza della televisione, magari del telefono, sai, del telefono, di quelle cose che ci sono a casa che non ci sono al campo? Sinceramente no. Anche perché il telefono l'ho portato per chiamare i genitori, poi però non lo possiamo usare durante il giorno. Quindi meglio non usarlo qua. Meglio di no. Cosa c'è che ti ha stupito di questo campo che non ti aspettavi sarebbe stato così? Nuove amicizie, pensavo di conoscerli tutti, invece sono venuti nuovi bambini, allora ho fatto di nuove amicizie. Diciamo è un'occasione anche per conoscere altre persone, magari al di fuori del circoletto. Sì, sì. E è facile stringere amicizia al campo, comunque stando così tanto tempo insieme, oppure? Sì, sì, poi stanno nelle camere maschi, femmine, poi si fa nuove amicizie. Ci racconti come funziona la serata, cosa fate nella serata dopo cena? Dopo cena andiamo in una baracca sopra la mensa e preghiamo e poi facciamo qualche gioco tipo flipper o una volta abbiamo pure fatto il karaoke. Come ti trovi con gli animatori? Mi trovo bene, sono divertenti, mi sto divertendo molto il campo. E ti piacerebbe magari in futuro provare a fare animatore, una cosa così? Sì, dai, sì, lo vorrei provare. C'è qualcosa che ti preoccupa del fare l'animatore magari in futuro, che dici devo migliorare su questo? No. Ok, già pronto. Ci racconti come avete preparato il campo? Ci siamo visti diverse volte per organizzare vari giochi, prima per organizzare i giochi, la giornata, cosa fare le varie giornate e cercare le varie numeri per giocare a Lanciarossa, fare i cordini per segnare le squadre e cercare di trovare tutti i giochi, raggrupparli, poi con le cuoche mitiche per preparare il menù da mangiare. Preparate anche il menù, preparate? Per forza, ogni giorno, se no. Ma siete un gruppo di animatori abbastanza unito? Sì, assolutamente. Siamo in 4 che facciamo gli animatori, è il terzo campo di fila che facciamo insieme e oggi quest'anno si sono aggiunte altre 2 ragazze che ci sono venute ad aiutare. Immagino che poi comunque si faccia un piano di organizzazione, però poi durante il campo bisogna anche un po' aggiustare, bisogna... Sì, avevamo fatto l'organizzazione, diciamo, oraria 10:30, 11... Non avremmo rispettato mezz'ora, penso, però comunque anche con il tempo che c'è stato è piovuto gli ultimi 2 giorni, è piovuto, si è dovuto un po' improvvisare giocare in salone, fare giochi al chiuso e fare quello che si poteva comunque. È gratificante comunque seguire i ragazzi, stargli dietro durante il campo. È gratificante, poi ti diverti, è bello quando loro si divertono, vedi che sono contenti, oppure quando li vedi in giro ti salutano che sono contenti o ti chiedono vieni al campo quest'anno.
saluto a tutti. Oggi siamo qui a Villanoce con i bambini delle elementari delle parrocchie di Santa Margherita Ligure e andiamo a vedere come si stanno divertendo, cosa stanno imparando e i giochi, i loro giochi preferiti e anche degli spunti di riflessione. Andiamo! Allora, io sono maestra d'asilo, adesso in pensione dal 2018 e sono un'educatrice che faccio i campi praticamente da una vita, perché io avevo, dato che per me sono sempre stati una ricchezza, l'avevo proprio domandato a Gesù: fammi fare i campi finché posso. E si vede che mi ha esaudito, perché se sono ancora qua mi ha esaudito. E poi è bello stare anche coi ragazzi, perché li ho visti piccoli, più li ho visti piccoli, perché ho insegnato per 44 anni alla scuola dell'infanzia e quindi adesso vederli crescere grandi, ho fatto tanto catechismo, quindi me li sono ritrovati a catechismo e c'è proprio un bel rapporto anche con gli educatori più giovani, no? E quindi mi piace proprio stare con loro e poi aiuto in quel che posso, certo, non vado a fare scarpinate, ma e poi per esempio con i piccoli, magari, dato che io sono più abituata a parlare con i piccoli, ieri per esempio c'era la proposta della casa sulla di spiegare il Vangelo della casa sulla roccia e allora poi mi sono inventata un lavoro che fosse inerente a questa cosa e li ho proprio stimolati a fare questo lavoro e quindi ci siamo divisi in gruppo e abbiamo fatto le casette che avete poi voi e mi sono stupita di come ci sono stati, anche se piccoli, di come si sono impegnati e di come hanno lavorato in gruppo, perché il campo serve anche a questo, a farli non solo giocare insieme ma a fare stare insieme, nella proposta stare insieme tutti i momenti, a fare proprio gruppo, a fare condivisione. Il tema del campo, come avete visto dal libretto, è comunichiamo, quindi comunichiamo con le parole, comunichiamo con i gesti, comunichiamo con tutto, anche col silenzio nel campo prima abbiamo detto, col corpo, con tutte le cose e quindi abbiamo fatto tante domande ai ragazzi e loro hanno proprio partecipato, anche quelli più grandi, anche quelli delle medie, sono stati molto attenti, molto presi, poi anche da Don Luca con la questione di internet, perché adesso poi c'è anche la comunicazione così, no? E quindi... Quanti anni hanno i ragazzi che stanno qui questi giorni? Allora, questi sono qualcuno di seconda, qualcuno di terza, cioè tanti di terza e di quarta e quinta, terza, quarta e quinta, i più sono di terza, quarta e quinta, mentre prima c'erano quelli di prima e seconda media. Sono contenti i ragazzi, comunque seguono la giornata, come viene svolta la giornata? La giornata viene svolta con vabbè, tanto ci sono i vari servizi secondo le squadre, al mattino devono fare, devono mettere fare la colazione, quindi poi sparecchiare, apparecchiare i servizi, no? Come lo stesso per il pranzo, e sono divisi in squadre. Come vedi là c'è quell'orologio e in quell'orologio c'è scritto le varie squadre e i vari servizi, quindi poi c'è il momento della preghiera e della proposta, poi si va giù a giocare o nel campo a Villanoce. Questi giorni quel campo prima è stato un po' sfortunato perché è sempre piovuto, però nonostante la pioggia abbiamo fatto le cose dentro e si sono divertiti lo stesso, ecco, perché secondo me è proprio la voglia di stare insieme che... Cioè io vedo anche che faccio catechismo anche nelle medie, il momento che gli piace di più è il pranzo insieme, perché è un momento che stanno insieme loro, parlano e si divertono, quindi... E poi c'è appunto di nuovo al pomeriggio c'è di nuovo un momento di proposta e di lavoro insieme o di domande e risposte sui foglietti, poi come avete visto. Ecco.
Questi giorni stanno andando bene, un tempo dedicato per loro, in modo particolare attraverso la parola della comunicazione, la comunicazione con Dio, la comunicazione tra di loro e la comunicazione dentro la comunità cristiana. Quindi giorni importanti, giorni preziosi per i bambini, questi giorni figli amati, perdonati, invitati e figli della luce. Questo tema, la comunicazione, è stato scelto, era un'opzione tra tante oppure avete avuto come un colpo di fulmine, facciamo un tema della comunicazione? Ci siamo incontrati con gli animatori, con i catechisti, abbiamo scelto questo tema perché ci sembrava importante per loro riscoprire che cosa significa oggi comunicare dentro l'esperienza che abbiamo vissuto anche durante il cammino del catechismo di questo anno. Ecco, con i ragazzi che sono sempre più connessi, anche a proposito di comunicazione, non è solo una comunicazione dal vivo, ma spesso è una comunicazione virtuale. Come la vivono questa differenza? La preziosità secondo me è aiutarli a riscoprire il reale che poi ti porta anche a scoprire i mezzi di comunicazione, quel reale che ti porta anche a scoprire il virtuale, ma quel reale che diventa lo sguardo importante per accogliere il virtuale, per diventare preziosi noi nel scoprire la parola della bellezza, della tenerezza, della vicinanza. Qual è l'obiettivo di questo campo per voi? L'obiettivo è farli sentire parte di un gruppo ancora più grande, che è il gruppo della comunità cristiana, i discepoli di Gesù. Quindi l'esperienza del campo non si conclude a Villa Noce, ma si conclude dentro le comunità cristiane. Quindi al termine di tutti i campi ci sarà insieme la celebrazione dell'Eucarestia come centro e radice del nostro cammino. E sono i ragazzi delle parrocchie, di tutte le parrocchie di Santa Margherita, giusto? Sono i ragazzi delle comunità cristiane di Santa Margherita. Di età? Le elementari e le medie, quindi prima i figli e poi i discepoli. In questo momento ci sono i figli? I figli, in questi giorni ci sono i figli, dagli amati ai figli della luce. Bene. E come sono organizzate le giornate, da quando ci si alza la mattina a quando si va a dormire la sera? Come sono organizzati i ragazzi, con i volontari o con gli animatori? I ragazzi sono suddivisi in 4 squadre: al mattino, dopo la colazione, il momento della preghiera, il momento della riflessione, il momento del gioco, il pranzo e poi dopo pranzo un momento di sosta, divisi nelle squadre, e poi la ripresa del lavoro del mattino attraverso dei lavori di gruppo, poi la cena, poi la serata insieme e poi si conclude sempre con la preghiera della sera. Propongono anche delle preghiere, qualche spunto di riflessione proprio ai ragazzi? La scelta che abbiamo fatto è la riflessione è guidata dagli animatori e dai catechisti. La presenza del sacerdote aiuta i vari giorni della riflessione. Però la cosa bella e importante è che sono protagonisti gli animatori e i catechisti. L'esperienza del campo fa scoprire sia ai ragazzi, sia agli animatori, sia ai catechisti, sia tanti volti di persone che ci aiutano alla dimensione della comunità cristiana. Ecco, le persone che sono qui con noi a Villa Noce, che fanno un servizio, ma anche le persone che ci accompagnano da casa, innanzitutto con la preghiera. Al campo delle medie abbiamo proposto le pillole di sarde, chiamate così appunto perché l'ha proposto il nostro parroco, che noi chiamiamo tutti sarde, e sono 7 compresse che con all'interno una parola per spiegare ai ragazzi anche come utilizzare i social network in maniera consapevole e responsabile, e alcune parole erano ad esempio gli hater, ovvero come fare attenzione a queste tipologie di persone, l'ambiente, ovvero che come l'ambiente dei social corrisponde anche all'ambiente reale, infatti i due sono legati, e poi anche il fatto che i social siano un benessere e una dipendenza, e così abbiamo potuto insegnare ai ragazzi, siccome il tema del campo era la comunicazione, i social sono qualcosa che di fondamentale per la comunicazione, quindi voleva rendere i ragazzi più responsabili su questo argomento. Ti piace questo campo? Come sta andando? Sì, mi piace, sta andando bene. Qual è il tuo gioco preferito? Lancia rossa. Il momento della giornata più bello? La notte. Perché? Perché ieri sera è successo un po' qualcosa di strano.
Cosa è successo? Non ci riuscivamo ad addormentare. Infatti siamo andati a dormire alle 2 del mattino. Stamattina poi vi siete riusciti ad alzare? Sì. Va bene. Molto facilmente. Bene. Ti stai divertendo? Sì. Gioco preferito? Lancia rossa. Anche tu, come funziona Lancia Rossa? È un gioco dove c'è il numero dietro e la squadra avversaria ti deve indovinare il numero, anche loro hanno il cartellino del numero. Loro ti devono indovinare il numero per vincere e anche tu. Ti piace stare qui? Sì. Il tuo gioco preferito anche è Lancia Rossa? Sì. Come mai? Perché mi piaceva indovinare il numero. Ti piace stare con i tuoi compagni, i tuoi amici? Sì. È il primo anno che vieni qui? Sì. Come sta andando? Ti vedo con questo bastone in mano, dove siete andati oggi? In gita, a camminare. Sempre. Oggi siamo andati a fare una passeggiata da vicino alla veranda dei nonni, c'è una salita e poi dopo siamo arrivati su una torre in cima e ci siamo un po' riposati, poi siamo ritornati qua al campo. Vai, dimmi un po' del tema di questo campo. Allora, l'argomento di questo campo per me il primo anno è la comunicazione e abbiamo fatto dei giochi molto divertenti come Lancia Rossa, che è quello che è stato il mio preferito come credo tutti, e è molto divertente e ho fatto anche nuove amicizie. In questo campo sì, è un campo realizzato per il catechismo e per me questo qua è il 4º anno e il Don che sta qua è mio zio. Poi è divertente perché ci sono anche tanti miei amici e mi diverto. E il mio gioco preferito è Lancia Rossa. Anche il tuo? Sì. Bene. Chi è che vorrebbe fare da grande l'animatore? Come mai vorresti fare l'animatrice? Perché è divertente e mi piace stare con i bambini tipo più piccoli. Ti piace organizzare anche le giornate, i giochi? Sì, tanto. Qual è il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito è Lancia Rossa. Ok, che giochi fate qui al campo? Calcio, football, Lancia Rossa e caccia alla volpe, baseball e basta direi. Siete divisi in squadre? Sì, 4. Gialli, blu, rossi e verdi. E come si formano le squadre? A sorte, praticamente ti ricevi una busta dove dentro c'è un pezzo di puzzle e la squadra deve unire il puzzle e così quella lì, ogni bambino che ha messo un pezzo di puzzle nel puzzle della squadra sta dentro quella squadra. E cosa fate come squadra? Giochiamo a vari giochi. Avete anche dei compiti a casa? Sì, pulire, sparecchiare la cucina e rifare i letti la mattina. È il tuo primo anno qui? Sì. Ti piace, ci torneresti? Sì, volentieri. Come sta andando? Ma per ora bene, mi sta piacendo molto. Quanto ancora state qui? Fino a domani più o meno. Bene. Le giornate ti piacciono come sono organizzate? Sì, ci sono bei giochi. Ti piacciono gli animatori? Organizzano bene la giornata? Sì, fanno bei giochi, organizzano bene. Vengo qui già da 3 anni. Il mio primo anno è stato difficile perché mi mancava la mamma e papà. Poi mi sono abituata e ho trovato tanti amici. Che bello. E da grande vorresti continuare a fare magari l'animatrice anche tu? Sì, molto volentieri, mi piace un sacco fare l'animatrice. Il mio l'animatrice preferita è la Bersia e anche io vorrei fare l'animatrice perché coinvolgi tutti, fai giochi divertenti ed è molto bello. Il mio gioco preferito è Lancia Rossa e la mia animatrice preferita si chiama Marta. Anche io vorrei fare l'animatrice da grande. E è molto bello perché fai giochi, stai con gli altri e ti diverti molto
ti stanchi anche molto, però stai con tutti e ti diverti sempre tutti i giorni qua. Di solito ti si sveglia la mattina, noi alle 8:15 ci svegliamo, poi ci vestiamo, ci prepariamo e quando sentiamo un fischio andiamo giù in mensa che facciamo colazione. Poi andiamo in camera, ci cambiamo per poi venire a giocare, ci laviamo i denti e poi sempre a un altro fischio ci ritroviamo in un punto. Poi veniamo qua a giocare spesso tutto il giorno. Facciamo merenda, poi ritorniamo alla casa, andiamo a cena, ritorniamo in camera, ci facciamo la doccia, ci laviamo i denti e andiamo a dormire. E ho 2 animatrici preferite che sono la Morgana e la Sara e da grande vorrei fare l'animatrice. Mi piace Villanoce perché ci sono tanti giochi molto divertenti e si mangia molto bene. E ti piace stare qui nella natura a fare i giochi all'aria aperta? Sì. Per me è il secondo anno e io sono innamorata di Villanoce, me l'ha fatto scoprire delle mie amiche e da lì sono sempre venuta. Il mio gioco preferito è Lancia Rossa e il mio momento preferito è la sera. È il mio primo anno, il mio gioco preferito è Lancia Rossa. È da 3 anni che lo faccio, il mio gioco preferito è Lancia Rossa anche a me e sono 2 le mie animatrici preferite e sono la Marta e la Sara. Hai portato qualche amica in questi anni qui al campo? Sì. Quindi lo consiglieresti questo campo alle tue amiche? Sì, e anche io da grande vorrei fare l'animatrice. Sì, è il mio primo anno di Villanoce e di gioco mi piace Villanoce. E poi il mio giorno preferito è il mercoledì. Il tema principale di questo campo è stata la comunicazione, che al giorno d'oggi è molto importante, soprattutto perché comunque c'è proprio una diminuzione della comunicazione, quindi ci sembrava proprio bello introdurla a loro e farli capire che è uno dei pilastri fondamentali. E le giornate sono strutturate, praticamente sono alternate tra giochi e proposta, quindi momenti di riflessione e attività e poi la sera si fanno i balli, loro si divertono tantissimo e anche noi animatori cerchiamo un po' di vivacizzarli, ecco. E sì. Sei stata anche tu animata prima di diventare animatrice? No, in verità no, io non avevo mai fatto un campo di Villanoce, quindi ho iniziato 3 anni fa il campo, ho visto per la prima volta Villanoce proprio 3 anni fa e sì, è stato bello. E sei animatrice? Sì, questo qua è il mio primo anno, però vengo da Villanoce da tutta la vita, sia in estate sia in inverno, con il campo delle famiglie però, che è sempre bello. Quindi già sei stata animata? Sì, assolutamente. E da piccola avresti voluto fare l'animatrice? Sempre voluto farlo, poi in famiglia tutti quanti, sia mio cugino che mio fratello l'hanno fatto, quindi è di famiglia questo amore ed è bellissimo sempre. È molto più bello dall'altra parte che non essere animati, devo essere onesta. Sì. Cos'è che organizzate? Cosa ti piace di più? Beh, allora, la parte più bella secondo me è organizzare i giochi, però è bello anche poi fare la proposta, spiegare cose importanti ai bambini, perché sì, è bella anche la parte del gioco, ma è molto bella anche la parte più profonda alla fine, che poi l'obiettivo del campo vero è anche quello, in realtà, dare qualcosa a questi bimbi. Sul tema la comunicazione, cosa ci puoi dire? Come sta andando? La stanno percependo bene? Devo dire che sono molto partecipi, non me l'aspettavo così tanto, assolutamente. Poi ci dividiamo in gruppi, quindi è molto più facile magari dividersi in gruppetti per loro, perché poi magari quando sei tutti insieme in gruppo è più facile distrarsi. Però devo dire no, davvero sono molto attenti, bravi, partecipi. È un'esperienza molto bella, devo dire, abbiamo fatto una settimana, il primo campo con le medie, prima e seconda media, e mentre adesso dalla seconda alla quinta elementare. E devo dire che sono stati entrambi molto belli, anche se questo deve ancora finire. Molto bello, un'esperienza fantastica. Ti piace quindi quello che fai? L'avresti voluto fare anche tu da piccola? Sì, anche io fin da piccola, ogni anno sono sempre andata ai campi di Villanoce e ho sempre sognato di diventare animatrice e finalmente quest'anno ho potuto realizzare questo sogno. Lo farai anche i prossimi anni?
Sì, anche perché mi continuano a chiedere se l'anno prossimo ci sarà. Che caro. Il primo anno che fai l'animatore? No, è l'8º direi, sì. Sì. Quindi ti piace, lo rifarai anche in futuro? Assolutamente. È una cosa che avresti sempre voluto fare? Beh sì, io ho cominciato facendo i primi campi di Villanoce da bambino, quando ero io bambino, e poi mi è sempre piaciuto Villanoce e quindi ho deciso prima di diventare catechista e poi animatore anche a Villanoce. Cos'è un animatore? Cos'è che fa durante la giornata e quanto è importante per i ragazzi? È una figura di riferimento sicuramente, è una persona importantissima per i ragazzi perché quando, soprattutto questi qua che sono più piccoli, quando magari sono lontani dalla mamma e dal papà per la prima volta magari e hanno bisogno di una figura che sia con loro, che li aiuti nelle loro difficoltà, ma che li aiuti anche nel divertirsi, nel giocare, insomma, in tutte le attività che facciamo. Sul tema del campo cosa ci vuoi dire? Il tema del campo è la comunicazione e abbiamo imparato ad affrontare i vari tipi di comunicazione che ci sono, quindi verbale, non verbale e comunicazione come comunione. Questo è l'ultimo tema del campo, che è poi quello conclusivo, no? In cui scopriremo, perché adesso non ci siamo ancora, che comunione è condividere ed essere tutti insieme comunicando un grandissimo gruppo, una grandissima rete.